Buona giornata cari telespettatori, come sempre siamo in diretta in vostra compagnia e soprattutto in compagnia del nostro ospite. Ben arrivato a Paolo Pizzolato, amministratore unico di Veneto Agricoltura. Grazie di essere qui con noi. Tra l'altro sappiamo che è pieno di impegni, per cui ci fa estremamente piacere che possa ritagliare un'ora del suo prezioso tempo per raggiungersi, ma soprattutto per aggiornare, per far conoscere ai telespettatori quanto concerne quest'ente strumentale importantissimo della Regione del Veneto, perché riguarda un comparto, quello agricolo, del quale, e lo sappiamo perché molti telespettatori ci scrivono, ci telefonano, del quale non molto si parla, ma è vitale per l'economia del nostro paese, del nord-est, del Veneto, e dove si fa sperimentazione, dove si fa ricerca, dove si cerca di supportare il settore agricolo, si sta facendo il presupposto per la ricchezza, per comunque muovere l'economia, quindi risulta determinante. Di fatto voi siete cresciuti esponenzialmente nell'arco del tempo e avete dato un importante avallo e supporto, e sembra, tra l'altro, io guardavo facevo un po' di ricerche, che l'agricoltura possa essere una forte spinta e rilancio di prospettiva anche per i giovani, per il futuro, intesa però in senso moderno, come l'avete spostata voi nell'ottica visuale, no? Mancano circa 3 mesi e mezzo alla fine del mio mandato o alla fine del mio primo mandato, per cui si può anche cercare di trarre un po' di conclusioni, di vedere nel corso di quasi 3 anni di amministrazione cosa è successo e cosa può essere diventato Veneto Agricoltura, ma cosa può essere anche diventata l'agricoltura all'interno della Regione Veneto, l'agricoltura a livello nazionale e l'agricoltura a livello europeo. Perché è cambiata tantissimo in poco tempo. Perché è cambiata tantissimo in poco tempo, e anche noi come ente siamo stati perlomeno bravi e molto veloci a cercare di adattarsi ai tempi e alle richieste, soprattutto dei tempi. Cosa è successo nell'arco almeno di questi 3 anni o a livello di evoluzione? Veneto Agricoltura logicamente deriva dall'assemblamento di 3 enti che esistivano antecedentemente, che andavano a seguire o ad amministrare alcune cose parziali all'interno della Regione Veneto. Tutto il momento nasce questo Veneto Agricoltura che oltretutto, oltre a dedicarsi soprattutto a livello di sperimentazione come ente e a dedicarsi a quello che può essere l'evoluzione, lo studio di o risparmio a livello di agricoltura o almeno diminuzione dei costi, è anche l'ente che amministra tutti i beni demaniali della Regione Veneto, per cui alcuni contesti, pian de Cansiglio, immobili, alcune compartecipate che abbiamo, logicamente la gestione è tutta di Veneto Agricoltura. Per noi logicamente è stato lo spunto per cercare di vedere di adattarsi completamente ai tempi nuovi che venivano avanti. Quali erano questi tempi nuovi? I tempi nuovi erano quelli di fare in maniera di poter far vedere, far capire e dedicare il nostro tempo a quello che era un settore che in epoche antecedenti, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, ma anche a livello veneto, era stato scarsamente tenuto in considerazione. Nell'ambito mondiale, nell'ambito europeo, tutto quello che è venuto a nascere in questo periodo, economicamente determinati crolli, monete che sbandano di qua e di là, ci siamo resi conto un po' alla volta che il settore dell'agricoltura, così come abbiamo avuto i dati al 2010 e così come domani mattina cercheremo di emanare i dati in Corte Benedettina relativi al 31 dicembre 2011, è stato, dopo il settore dedicato al turismo, quello che effettivamente, fra virgolette, ha tenuto più duro, possiamo dire così, sia a livello europeo sia a livello nazionale che a livello veneto. Che non è cosa da poco conto. Che non è cosa da poco conto in questo momento, perché soprattutto dire che anche a livello veneto tante regioni italiane e anche tante regioni europee sono venute a vedere cosa sta facendo il Veneto a livello di agricoltura, ma sono venute soprattutto a vedere cosa fa Veneto Agricoltura, per noi logicamente è stato prestigiosissimo, per cui abbiamo cercato anche di incrementare queste attività. Quindi il modello che in qualche modo voi avete implementato, creato, avviato e sostenuto è un modello che ha interessato l'Europa. Senza Quindi dubbio. ha destato curiosità, questa è una cosa rilevante. Noi abbiamo all'interno alcuni contesti di Veneto Agricoltura dove diramiamo dei dati, tipo quelli di domani mattina. Alcuni dati, facciamo un piccolo esempio, un piccolo micro esempio, relativi al settore della pesca, vengono emanati dall'osservatorio di Chioggia che noi abbiamo dedicato proprio prettamente a quelle che sono le problematiche della pesca, che va a statisticamente parlando valutare, pesare e controllare anche a livello di costo quelli che sono tutte le attività relativamente anche ai paesi balcanici e tutti quelli che sono relativi all'Adriatico. Per cui è anche una mossa importantissima a livello di visibilità per la Regione Veneto far vedere qual è la capacità anche amministrativa, l'indotto della pesca. Un'altra cosa, abbiamo festeggiato chiaramente l'anno scorso, nel corso del 2011, quello che è stato il vero e proprio sorpasso di quelli che tante volte chiamiamo, non capisco ancora perché,
cugini francesi relativamente a quello che sono la produzione e la bontà dei vini. Il Prosecco a livello mondiale sta dettando legge. Lo champagne è stato nettamente surclassato, quel tanto che circa 600 milioni di bottiglie di champagne sono state messe in vendita a circa 7-8 euro, per cui bassissimo costo pur di liberare le cantine per far fronte a nuove annate. Logico che da parte nostra una soddisfazione particolare, sia come Regione Veneto come Veneto Cultura, essere i promotori innanzitutto di questa tipologia di produzione di vino, ma soprattutto gli emanatori di quelle che sono queste attività. Dando anche determinate percentuali e numeri, cerchiamo di costruire all'interno delle aziende vitivinicoli quello che può essere l'indotto, diciamo, o annusare nuovi affari nel corso degli anni prossimi. Assolutamente, questo è molto molto importante. Per entrare un po' anche più nello specifico dell'agricoltura in senso stretto, voi avete fatto sperimentazione, avete anche spinto un certo tipo di agricoltura ecocompatibile con l'ambiente, che sia anche evoluta tecnologicamente, eccetera. Quanto il comparto operativo, che poi quello agricolo, che ha fatto tesoro di questo tipo di attività? Io faccio riferimento a quello che è stato sperimentato fortemente, due piccoli esempi, due piccoli campioni che abbiamo sperimentato nel corso di questi 3 anni. L'invenzione della famosa agricoltura blu, che permette di arare i campi in una maniera, possiamo dire, meno profonda, per cui utilizzando meno carburante o meno acqua a fronte di irrigazione. Cioè ci siamo resi conto che nel momento esatto l'aratura, invece di avvenire profondamente, poteva avvenire a pochissimi centimetri, e certe tipologie di colture potevano prendere, diciamo così, lo stesso, c'era un notevole risparmio su quello che potevano essere i costi relativi all'agricoltura. Ma questa è stata una poca cosa rispetto a quello che l'anno scorso abbiamo fatto anche a Venezia, promuovendo quello che è l'utilizzo, e lì sarebbe una cosa da vedere, che qualcuno prendesse in mano veramente la situazione, del famoso olio di colza con relativo additivo, al fine di produrre un carburante che possa essere utile nel mondo dell'agricoltura. Utilizzando l'olio di colza, così come abbiamo sperimentato nel nostro centro di Valle Vecchia, così come è stato gradatamente sperimentato anche su alcuni vaporetti che ancora in questo momento stanno girando per Venezia, dove si è attuata solamente una strategia di cambiamento a livello di carburazione, per cui con pochissimo costo si potrebbe creare un indotto impressionante al fine di poter risparmiare quello che è il diesel, il carburante normalmente che viene prodotto in agricoltura. Cosa succede in questo momento? Ci sarebbe la possibilità di produrre un circolo dove ogni azienda o produce a sé stantemente o collegandosi in consorzio questo benedetto carburante. Logico che noi ci troviamo di fronte alle realtà che, dopo aver sperimentato come Veneto Agricoltura questa cosa e visto che va bene, siamo pronti ad agire ed insegnare anche agli altri. Il problema è che a livello nazionale qualcuno vorrebbe valutare questo impatto a livello di accise da applicare, per cui l'olio di colza continua a restare ancora una cosa sperimentale, una cosa che si può fare ma che qualcuno deve bene o male determinare o imporre la propria volontà. Ma questo, uscendo dal tema specifico di Veneto Agricoltura, ma tocca un argomento che sarebbe le energie alternative, che è troppo caldo al momento, troppo caldo perché abbiamo visto che non ci sarà una liberalizzazione del settore di certe energie, dei carburanti e quant'altro, quindi resteremo sempre in balia dei petrolieri, di quello che vogliono fare. Potrebbe trovare altre vie di soluzione, ci sono delle questioni politiche che non consentono, perché l'agricoltura soffre del costo dei carburanti, tantissimo. Sappiamo che gli agricoltori hanno un margine di guadagno bassissimo, con dei costi che adesso sono in aumento, per non parlare poi dei trasporti e quant'altro. Sarebbe un rilancio eccezionale per il mondo dell'agricoltura. Il problema è che purtroppo sia a livello burocratico sia a livello di accise certe volte si vanno a colpire dei mondi degli interessi che logicamente vengono presi in considerazione perché li abbiamo di fronte agli occhi. Logico che lì sarebbe da vedere effettivamente se lo Stato italiano abbia il coraggio di dire che almeno a livello sperimentale una piccola quantità di questo prototipo di carburante potesse essere utilizzato dalle aziende agricole. Io non pretendo che adesso debba sparire completamente la benzina e il diesel per le aziende agricole, però dare la possibilità ai contadini di continuare a esistere, ma soprattutto visto anche i risultati e sinceramente vista la scarsissima qualità di alcuni prodotti provenienti da altri paesi che noi importiamo, penso che in questo momento l'agricoltura italiana dovrebbe far vedere quello che vale. Io tante volte dico anche, soprattutto per cercare di alzare un po' i toni, di fare in maniera di spronare un po' la gente, che bisognerebbe in Europa aver gridato di più quando erano i momenti. Effettivamente un qualcosa di nuovo bisogna pensare. Pensando un qualcosa di nuovo bisogna avere anche il coraggio di agire e dare alle realtà agricole quello che effettivamente meritano.
Noi stiamo diminuendo, le dico subito alcune piccole previsioni, visto i dati di domani che a breve verranno emanati, noi stiamo diminuendo quello che sono il numero delle aziende agricole, perché tante piccole aziende vengono dismesse, però stiamo incrementando quello che sono le unità all'interno delle aziende agricole, ma soprattutto in settori ben specifici, veterinaria, persone addette al settore vitivinicolo, per cui specializzazioni altissime che hanno visto un incremento, ma soprattutto sono riuscite a spostare l'indotto diciamo, di personale addetto da quello che era il mondo economicamente dedicato all'artigianato, all'industria, al commercio. Ma questo è rilevante. Io la interrompo solo un secondo perché c'è una telefonata in linea. Pronto? Pronto? Sono in linea? Sì. Buongiorno, Buongiorno. dottoressa, e buongiorno al suo gentile ospite. Sono Nadia e parlo da Padova. Io sto ascoltando con piacere una persona che si occupa di agricoltura. Io a casa ho un piccolo orto e le assicuro è una gioia prendere su un po' di roba genuina, alimentata con tutta la cosa di cucina, senza prendere nessuna cosa chimica per fare un po' di concime. Mi chiedo, tutta l'Italia che ha svariate migliaia di posti senza essere coltivata, tutta piena di cespugli, le montagne, allora mi chiedo, l'economia non andrebbe su se noi non ci autogestissimo solo per il latte, il nostro buon latte, l'agricoltura, perché io riesco a fare la conserva per 4 persone tutto l'anno con una fettina di orto di cui è una gioia vedere questa piantina che cresce, gli uccellini che abbiamo nella voliera, è una cosa anche eccezionale. Mi chiedo, chi è che obbliga l'Italia una volta a ammazzare le mucche, una volta a bruciare le viti? Non sarebbe più utile questa Italia farla funzionare per tutto quello che la terra, un bene di Dio, ci può dare, e risparmiare perché io mi chiedo, tutta quella cosa che compriamo di fuori che non sappiamo con cosa è fatta, almeno qui fosse genuina delle nostre parti, di andare direttamente anche dall'agricoltore, capire come è fatta, vedere sul posto, anche per l'economia italiana, perché non ci vuole una mente sublime. Guardi, io credo che se al governo ci fossero un paio di casalinghe con pochi soldi, l'economia funzionerebbe e andremo su in poco tempo. Grazie. Io vi ringrazio di questa signora. bella trasmissione. Vorrei anche una risposta, perché guardi, vedere l'insalata che cresce e andare giù a prenderla 2 minuti prima di mangiare è una cosa eccezionale. La invidiamo, signora, grazie molte. La signora ha detto una cosa interessante, effettivamente. Autogestione, autorisorse, sappiamo però cosa succede, spieghiamolo bene, perché poi il ragionamento che ha fatto la signora corrisponde a molti altri che tante altre persone fanno, che sono anche magari del comparto agricolo, che vedono, sentivo anche l'altro giorno interventi su una radio nazionale, in Sicilia si stanno strappando i capelli perché il pomodoro anche di quest'estate, raccolti interi, sono andati distrutti, toccherà adesso alle arance e le aziende sono in ginocchio, per esempio. Risposta pesantissima e durissima da parte mia, perché è giusto anche iniziare a dare risposte concrete anche molto pesanti. In epoche antecedenti noi cercavamo di produrre tutto quello che era relativo alle nostre zone, ai nostri territori, ed eravamo conosciuti come quello che anticamente era il granaio d'Europa. Chissà come mai ora non lo siamo più. Bisogna cercare di fare in maniera di capire cosa è successo nel corso degli anni. Ecco, richiede un po' di tempo questo, vero? Richiede un po' di tempo. Allora io invito, allora io invito la signora, ci segua, andiamo in pubblicità veramente 1 minuto e mezzo, così possiamo fare un ragionamento completo e poi le diamo anche la risposta a lei e a quanti si pongono la medesima domanda, tra pochissimo. Allora, amministratore, diamo la risposta un po' alla signora cercando di far capire cosa è successo e cosa sta succedendo. Anni e anni fa eravamo il famoso granaio d'Europa, tutti venivano in Italia ad attingere quello che erano le risorse relative al mondo rurale, al mondo dell'agricoltura.
Un po' alla volta noi ci siamo spostati radicalmente verso quello che era il mondo dell'industria, dell'artigianato e del commercio. Sono venute a diminuire le unità e le aziende agricole dedicate al settore, abbiamo iniziato maggiormente, come stiamo facendo ancora adesso, a importare prodotti che un po' alla volta a livello nazionale erano stati dimenticati o non c'era più nessuno che seguiva. Tutto un momento, in questi ultimi periodi, in questi anni, il mondo dell'agricoltura sale di nuovo sul trono, ci si accorge che effettivamente una realtà che ha sempre tenuto saldo e tenuto duro e che ha fatto in maniera di non perdere le sue radici a livello di territorio, è ancora quella che una volta nei momenti di magra o di difficoltà sta rispondendo anche economicamente a quello che sono determinate carenze da parte di altri mondi. Però cosa succede in questo momento? Ed è qui la risposta secca e brutale. Noi in questo momento ci stiamo misurando da circa un decennio con quello che sono le esigenze dell'Europa, di questa benedetta Europa con la quale siamo entrati a far parte. Le esigenze dell'Europa è quella di creare un unico Stato, di creare un unico amalgama dove tutti i paesi facenti parte della nostra comunità hanno il diritto e hanno le loro percentuali di importazioni e di esportazioni anche nei confronti degli altri paesi. Morale della favola, quando produciamo materiale in più purtroppo non possiamo consumarlo a casa nostra ed è un materiale o cibo, chiamiamolo come vogliamo. Purtroppo non possiamo consumarlo per quale ragione? Non possiamo consumarlo per quale ragione? Soprattutto perché la ragione che ci viene data dall'Europa è l'imposizione di un determinato quantitativo di produzione da fare, cioè tutto quello che viene prodotto anche a livello di pomodoro, come succedeva una volta che negli anni antecedenti abbiamo visto la spremitura delle arance, quelle cose lì, non è una cosa che possiamo reimmettere sul mercato a un costo più basso, a un costo minimo. I quintali, le tonnellate di produttività devono essere quelli, oltre si va addirittura, come diceva prima la signora con le quote latte, relativamente a quelle che sono le multe date dall'Europa, perché non puoi andare oltre, perché non permetti agli altri paesi europei di confrontarsi con la tua economia. E quindi di conseguenza sono... Cosa succedeva una volta? Una volta importavamo solo quello che ci serviva a livello di necessità, oltre a quello prodotto. Adesso siamo costretti ad importare o a esportare solo quello che a livello di direttive ci viene dato dall'Europa. Qualcuno potrebbe dire in questo momento, ma tu stai contestando l'Europa. Io la sto solo contestando perché in questo momento si sarebbe dovuto pesare i paesi produttori, e parlo solo del ramo agricolo, per quello che effettivamente valevano. Non può esserci competitività con un piccolo paese dell'est in questo momento che in fretta e furia è stato fatto entrare e che effettivamente non risponde neanche a quello che può essere i crismi di sicurezza di qualche produttività. Chiarissimo questo. Un attimo solo, c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì? Sì, buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, sono Franco da Mantova. Prego. Seguivo con molta attenzione la vostra trasmissione, anche se ho acceso un po' tardi, perché questo signore che lei, io non ho visto chi è, lo trovo molto preparato. E allora volevo fare una domanda specifica. In questi giorni dove si sta tanto manifestando per le liberalizzazioni, taxi, non taxi e tutte quelle cose qua, noi abbiamo comprato molto più, abbiamo speso molto più per le nostre licenze a produrre che non quello che ha speso un tassista per comprarsi la sua licenza per la macchina. Diciamo, per acquistare le quote latte la nostra licenza per produrre, che è quella lì, è costata tantissimo e oggi questa licenza a noi è stata tolta perché quando finiranno le nostre quote non valgono più niente, il pezzo di carta che abbiamo comprato è zero. Allora anche noi dovremmo andare in piazza a questo punto a dire: ma signori, prima la Comunità Europea ci ha messo dei paletti per non produrre e ci ha fatto acquistare le quote, poi ci toglie i paletti, ci toglie il valore dei soldi che abbiamo speso per acquistare queste quote, ma allora a questo punto cosa dobbiamo fare noi? Chiarissimo. Sono stato chiaro? Allora anche noi, i nostri dirigenti, i nostri capi dovrebbero dire: no signori, se andiamo in piazza andiamo a manifestare come fanno i tassisti. Certo. Il signore, che io ripeto non ho visto chi è, ma lo trovo molto competente e molto giusto nelle sue cose, spero che mi possa dare una Assolutamente. Grazie a lei. Allora il signore è l'amministratore unico di Veneto Agricoltura, che è un ente strumentale della regione del Veneto, si occupa appunto di agricoltura. Anche se lei è di Mantova, comunque sempre il settore agricolo, quello è a livello nazionale. Vediamo di dare la risposta al nostro telespettatore, che è una problematica che prescinde dal territorio a questo punto. In questo momento tutti vorrebbero scendere in piazza ed è stato giustissimo il discorso del nostro ascoltatore, perché tutti dovremmo protestare per quello che in teoria ci viene levato o non ci viene dato.
Andare però anche a scendere in piazza, dopo quello che ho detto io, sarebbe anche andare in piazza per combattere contro un'Europa che in epoche antecedenti abbiamo fortemente voluto. Ma che adesso ci chiude le porte Ma davanti, che adesso ci chiude le porte, anche perché pretende però ci chiude le porte. È giusto informare i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, che sta succedendo anche questo. Circa un mese, 2 mesi fa, soprattutto anche tramite Veneto Agricoltura, sono state già prodotte quelle che sono in teoria le nuove direttive che andranno ad essere discusse relativamente alla nuova PAC, per cui il nuovo piano agricolo comunitario, quello che detta le regole del mondo agricolo. Queste regole del mondo agricolo prevedono una diminuzione di produzione, di attività, di risorse, ancora una volta, di quasi il 40% per il nostro paese. Quindi vuol dire mettere in ginocchio l'agricoltura? Vuol dire mettere quasi in ginocchio l'agricoltura, perché in questo momento l'agricoltura, che ripeto, secondo settore trainante a livello nazionale e soprattutto a livello veneto, dove ancora detta legge, bisognerebbe aver fatto due cose. Uno, cercare di risollevare la testa, e adesso qui le regioni devono assolutamente imporsi, perché si può ancora fare in tempo, forzare la mano al governo. Il governo va a gridare fortemente in Europa e imporre il nostro ruolo come agricoltori e come paese agricolo, perché possono essere le nuove risorse, può essere effettivamente un'alternativa, ma è giusto che anche l'Italia vada a gridare assolutamente in piazza quello che è la certificazione della bontà dei prodotti dei nostri agricoltori, non quello che tante volte ci arriva da alcuni paesi. Ma sembra che la qualità non conti, perché se qua si parla di quote, quindi tagli ben precisi, produttività 40% dovete farne in meno. Ecco perché sia antecedentemente che ora è proprio a livello europeo dove bisogna risollevare la cresta e fare in maniera che Germania, che ci sta facendo in questo periodo la terza guerra mondiale, e Francia non ci dettino legge. Come ci stanno mettendo in ginocchio a livello economico, dove abbiamo fortemente voluto questa Europa che a livello di ritorno in questo momento non ci sta dando più nulla, bisogna avere il coraggio da parte dei nostri governanti di dire in Europa: questa cosa non ci va bene, ma bisogna correre adesso, perché questo 40% ancora, seppur dico chiaramente, perché è inutile raccontare frottole alla gente, parzialmente potrebbe essere ricorretto. Il parzialmente potrebbero essere anche pochissimi punti, perché tanto nessuno ci darà qualcosa di più, ma pochissimi punti potrebbero essere soldi, ma non soldi che arrivano e che vanno sprecati, anche quote di investimenti, quote verdi. Ma chi può far cambiare le cose? Il governo, chi ci rappresenta a livello agricolo presso la Comunità Economica Europea, bisogna gli europarlamentari bisogna dire quello che valiamo. Ci sono altri paesi europei che valgono notevolmente meno di noi nel mondo agricolo. Non capisco perché l'Italia debba avere una diminuzione a livello percentuale sulla PAC rispetto a quello che tanti altri non hanno avuto. E gli agricoltori, che a questo punto sono agricoltori, allevatori, comparto agricolo, che come diceva il nostro telespettatore non è facile non possono con far le niente. categorie o con il mondo agricolo dire portiamo la gente in piazza, perché l'agricoltore è sempre stato un mondo a sé stante che cerca di impegnare tutto lo sforzo e le risorse per la propria famiglia. E quindi non riesce a guardare oltre. Scusi un attimo, un'altra telefonata. Pronto? Sì, salve, Roberto da Sprimbergo Pordenone, buongiorno al suo ospite. Io vorrei ricordarle che lei ha detto questa è una roba che stava arrivando negli ultimi 10 anni o 15. Si ricorda i fondi AIMA? Lei sa cosa sono i fondi AIMA? Sono i fondi che erano erogati da parte della Comunità Europea perché il surplus di produzione venisse distrutto e automaticamente lì gli agricoltori ci hanno sguazzato per un sacco di anni. Tanto è vero che sono venute fuori delle truffe mega colossali, però quei fondi là servivano, in poche parole, a dire agli agricoltori: incominciate a cambiare coltura, non fate più aranci, non fate più questo, ma incominciate a diversificare tutta l'azione. Quindi questo è un problema che viene ormai da 10, non dico 20 o 30 anni, ma forse anche da più dietro, perché qualcuno gli aveva dato già il diktat di incominciare a cambiare la produttività, però qualcuno si è incapolito a voler rimanere sempre con solite produzioni. Quindi oggi ci ritroviamo anche a questo, perché quei fondi non ci sono più, gli agricoltori non hanno voluto cambiare rotta e automaticamente ci troviamo in questa condizione. Poi lei stava prima parlando di una cosa importante: sì, è vero, il mercato comune europeo a noi ci dà determinate direttive, però gliene dico anche un'altra. Adesso io cambio completamente registro, parliamo di petrolio. Esiste in Basilicata, e mi dispiace cambiare argomento, esiste in Basilicata un pozzo di petrolio, va bene, dove viene fatta un'estrazione pari all'80% del nostro fabbisogno energetico. Allora, se le regole vanno per l'agricoltura, non capisco perché io non possa estrarmi il mio petrolio, che è a casa mia, che è un giacimento uno dei più grandi in Europa, con le stesse identiche regole. Quindi, come vede, qui non è il fatto che l'Europa ci sta incazzando, ci sta proprio sopprimendo sotto i punti di vista. Io vi chiedo a voi di andare a vedere questo benedetto pozzo di petrolio in Basilicata, dove la
Total francese sta facendo i suoi buoni porci comodi, con il benessere dell'ENI, con il benessere tacito di tantissime altre persone, e oggi poi noi ci ritroviamo a dover pagare dei prezzi allucinanti che per quanto riguarda i costi dell'energia. Anche per quanto riguarda l'importazione, e con questo voglio chiudere, ci siamo trovati nel fardello di dover avere una concorrenzialità perché sottomessi all'Europa senza aver daziato il discorso, anche perché il nostro prodotto, da quello che me lo definisco io, agricolo, è uno fra i migliori a livello europeo. Lei stessa ha detto una cosa importante, il granaio d'Italia. Lei lo sa meglio di me, anche con le immagini di Report, con altre immagini che sono state fatte vedere da presa diretta e quant'altro. Ci sono appezzamenti di centinaia di migliaia di ettari lasciati incolti perché qualcuno il prezzo del grano ci sta giocando. Non si riesco a rendere l'idea. Certo, assolutamente. Il granaio d'Europa non era l'Italia una volta, era un altro paese dell'est, se non sbaglio, che qualcuno poi l'ha voluto affossare riducendolo poi ai minimi termini, indipendentemente da tutto. Io con questo vi saluto a voi e vi auguro una buona giornata. Di nuovo a voi, salve. Grazie al nostro telespettatore da Spilibergo, o da Pordenone, non ho capito. Vediamo di rispondere, parlare anche del discorso dei terreni incolti che aveva sottolineato anche la signora, e poi rispondiamo appunto a questo telespettatore. La realtà è stata ampiamente disegnata da questo nostro ascoltatore. È logico che un po' di malessere c'è, anche perché effettivamente il prezzo del carburante è anche coperto. Non è un po' di malessere, è tanto malessere. Nel mondo agricolo è rabbia. È un malessere assolutamente comprovato, soprattutto dal fatto che, lasciamo perdere il pozzo nella Basilicata o i pozzi che possiamo avere qui nell'Alto Adriatico, il problema che abbiamo è che il prezzo del nostro carburante, anche globalmente a livello nazionale, per cui prendiamo il mondo dell'agricoltura ma difendiamo in questo momento anche tutti quanti gli altri, è un prezzo astronomico derivante solo e soprattutto dalle accise caricate. Allora, premesso che non può esserci gente in Lombardia che attraversa il confine o gente in Friuli che attraversa il confine per andare a fare il pieno, dove un paese confinante a 100 km di distanza mi fa 50, 70, 80 centesimi in meno, per cui non capisco perché il petrolio è uguale per tutti nel mondo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. All'interno del prezzo del carburante noi abbiamo accise che risalgono all'epoca dell'uomo della pietra. Perché non dimentichiamo che abbiamo 13-14 centesimi, non ricordo ancora, che vanno a pagare ancora i danni che abbiamo fatto durante il corso della Prima Guerra Mondiale. Non riesco ancora a capire che danni dobbiamo pagare alla Libia, lasciamo perdere. Penso che i centesimi relativi al terremoto dell'Irpinia dopo 40 anni possa essere una cosa che eventualmente va valutata o girata da un'altra parte o effettivamente recuperata. Per cui l'insieme del prezzo della benzina e del carburante, e logicamente vado a difendere il mondo agricolo, è un insieme assolutamente che ostacola la crescita, proprio perché è derivante dalla troppa copertura, dalla troppa capienza delle accise all'interno, non di quello che effettivamente il valore del carburante, che di per sé stesso come prezzo potrebbe anche andare bene, anche se sappiamo perfettamente che le aziende, che le compagnie petrolifere sono quelle che comandano all'interno del nostro mondo, per cui la realtà è questa, per cui comandano loro e loro determinano questo. Premesso questo, effettivamente ci sono delle realtà di terreni che sono lasciati andare, proprio perché però il contadino all'interno della propria azienda, dove adesso abbiamo ancora aziende piccole, medie e grandi, non è riuscito con i mezzi che aveva a disposizione a trasformare quel tipo di agricoltura. Vi faccio un esempio, proprio parlando, come abbiamo detto prima, relativamente a questa nuova PAC, verranno date, ordinate, chiamiamole come volete, alle aziende delle direttive relativamente a quelli che potranno essere i contributi, il tipo di produzione, perché ogni azienda dovrà dedicarsi anche a produrre 3 specializzazioni completamente diverse all'interno della loro azienda per poter ricevere contributi, poter portare avanti l'azienda, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Se uno traeva il proprio beneficio all'interno di quell'azienda perché i macchinari, la produttività e la testa era dedicata prettamente a coltivazioni di ettari di Gran Turco, dovrà dedicarsi anche a coltivazioni completamente diverse. Domanda: sarà in grado di poterlo fare l'uomo che sta finendo, diciamo, di completare la sua opera come papà o come nonno relativamente all'azienda agricola e che spera sempre che il figlio possa prendere in mano un giorno e ragionare con la propria testa? Comprare i macchinari. Avrà a disposizione i fondi per poter comprare macchinari, visto che bisognerebbe anche fare una valutazione, come avevamo una volta i famosi fondi di investimento per l'acquisto a bassa percentuale, a basso tasso, che non sia il caso di conglobare, di chiedere alle banche determinati prestiti agevolati per il mondo dell'agricoltura. Le regioni non è che potrebbero dedicare, diciamo, dei finanziamenti particolari, ma non parlo di dare i soldi ai contadini, poi chi si è visto, loro investono meglio che ma proprio dei fondi dirottati proprio specificatamente a quel tipo di realtà. Logico che abbiamo ettari abbandonati perché non
stato più possibile riconvertire determinate colture, così come prevedeva anche il terreno. Noi sappiamo perfettamente che il Veneto rispetto alla Puglia ha delle coltivazioni completamente diverse proprio relativamente alla tipologia di terreno. Bisogna anche sapersi adattare, è quello che dico io, però in questo momento bisogna anche saper guardare un momentino più lontano e cercare di riprendere un po' in mano anche il pugno della situazione. A livello governativo, assolutamente, ecco. Questo è importantissimo. Tra l'altro notizia che mi è arrivata anche adesso da un'associazione sempre di categoria degli agricoltori, che le banche hanno chiuso decisamente i rubinetti, già quel poco che li tenevano aperti, anche con l'agricoltura, quindi siamo tutti felici e contenti. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme, vediamo se riusciamo ad entrare anche nel merito di quelli che saranno poi i numeri che usciranno domani, almeno capire un po' tendenzialmente com'è stata l'annata del 2011 che ci lasciamo alle spalle, tra pochissimo. Allora, vediamo anche di dare un po' una previsione, cioè, anzi, far capire dai dati che emergeranno domani, poi nel TG faremo anche un servizio con i dati precisi, però alle persone interessano un po' tendenzialmente. L'anno scorso agricoltura com'è andata? Allora, tra l'altro voglio dire che voi siete i primi a emanare questi dati in assoluto, perché è bene dirlo a livello nazionale. Agli uffici di competenza demandati dalla Regione Veneto su quello che è l'emanazione di questi dati. Domani mattina alle 11 in Corte Benedentina, presso le nostre sale di Corte Benedentina, così come sfrutta ogni volta giustamente la Regione Veneto, assieme all'assessore all'agricoltura Manzato, verranno presentati i dati relativi al 2011 che sono in elaborazione ancora. Che sono ancora in elaborazione, e un po' di valutazioni su quello che potrebbe essere l'inizio del 2012. Ma dico, appunto, normalmente vengono mandati verso aprile, voi riuscite a farlo già a metà gennaio. Già a metà gennaio, ecco. Far capire che si lavora. Perfetto, facciamo anche proprio questa brevissima parentesi. Dobbiamo sempre considerare il ruolo della Regione Veneto e anche il ruolo dell'Ente Veneto Agricoltura nei confronti di tante altre regioni a livello nazionale, nei confronti proprio della nazione stessa, perché effettivamente abbiamo dimostrato sia come ente che come regione di avere una certa validità, ma di avere soprattutto una certa pesantezza in alcuni mondi, il settore dell'agricoltura, il settore della pesca. Perché dico questo? Perché altri stanno aspettando la trasmissione di domani proprio per cercare di capire, altre regioni che non sono in grado di competere con noi o con il nostro ente, proprio per cercare di capire come potrà essere l'annata 2012 relativamente ad alcuni settori. Per cui con molto orgoglio dico, noi a metà gennaio siamo in grado di poter emanare questi dati, da quale tante altre regioni prenderanno un po' di spunto, prenderanno esempio. Logico che ci sono le solite novità un po' belle e le solite novità un po' brutte. Cosa vuol dire? Vuol dire che il numero delle aziende, come dicevo anche prima antecedentemente, è diminuito. Le aziende purtroppo, anche quelle relativamente a alcuni padroncini, chiamiamolo così, anziani, un po' alla volta stanno dismettendo, culturalmente non c'è più il figlio o il nipote che continua a far fronte, vengono acquisite da altre aziende un po' più grandi, oppure vengono dismesse totalmente perché all'interno non c'era più nulla, vengono vendute le bestie, eccetera, eccetera. È stato incrementato, invece, da quello che siamo perfettamente a conoscenza, quello che è il numero degli addetti nel settore delle aziende agricole. Quindi ci sono più persone che lavorano nel settore agricolo, a fronte di meno aziende. A fronte di meno aziende, per cui un'implementazione, un'azienda che era di 8 si trasforma in 10, però abbiamo perso un'azienda vicina di casa perché eventualmente i 2 lavoratori si trasferiscono dall'altra parte e vengono assunti degli altri per implementare la produzione. Questo lo avevamo già visto anche nel corso del 2010, perché la novità bella è che anche nel corso del 2010 c'era stato addirittura un più 7,8, un più 8% di implementazione relativamente al settore, ma che era soprattutto collegata a quello che erano dipendenti nuovi addetti nel settore che andavano dai 20 ai 40 anni. Cosa succede? Vuol dire che non c'è solamente la persona anziana che perde il posto di lavoro all'interno dell'azienda che è costretto a trasferirsi, ma c'è una vera e propria volontà. Io logicamente da parte dei giovani di investire in questo senso. Parlo anche essendo col mio centro all'interno del campus universitario di Padova, perché vediamo tantissimi giovani che si stanno dedicando proprio al mondo della zootecnia, al mondo ma anche l'agricoltura biologica, anche è l'agricoltura molto biologica, quello per delle bioenergie, delle nuove risorse, biomasse, biogas, nuovi centri che stanno nascendo, dove certe volte bisognerebbe analizzare anche l'utilità di quelli e far capire alla gente quanto sono utili, per cui diciamo è un'implementazione che dà un momentino di sollievo. Cosa c'è di negativo? Di negativo c'è che a fine trimestre 2011 purtroppo abbiamo avuto implementazioni di costi relativamente all'agricoltura, per cui un abbattimento di quello che può essere stata l'attività e la redditività, il margine di guadagno delle aziende. Logico che iniziare con questi dati del 2012 anche per me è un po' una preoccupazione, dove speriamo che non sia determinata dal fatto che tanta gente voglia mollare, fra virgolette, anzi è questo il momento proprio di spronare la gente di tenere duro, dove effettivamente dopo farò anche un messaggio ai nostri agricoltori, e dove effettivamente lascia un po' il tempo che trova a ripartire con questi dati, però sapere che c'è un incremento degli addetti pur avendo una diminuzione
ristrutturazione delle aziende, diciamo che almeno sappiamo che leviamo via un po' di gente dalla strada, che effettivamente è un settore alla quale la gente può rivolgersi e molti giovani dovrebbero dedicarsi maggiormente, visto proprio che è diventato un settore specialistico. Nonostante la PAC. Nonostante la PAC. Ecco, nonostante la messaggio agli agricoltori, a chi si dedica al settore, ai giovani, eccetera, perché manca pochissimi secondi alla chiusura. Se il settore dell'agricoltura è stato quello che nel corso degli ultimi 50 anni ha potuto tenere duro relativamente a tanti altri settori e tanti negozi che chiudevano, bisogna assolutamente fare in maniera che i padri e che i nonni insegnino ai figli e ai nipoti a continuare a perdurare, a continuare ad insistere, non mollare in questo momento, perché potrebbe essere la realizzazione di alcuni sogni, ma soprattutto il fatto che questo settore, dopo il turismo, come ho detto prima, possa nel corso degli anni prossimi essere quello soggetto a nuove attività, a nuovi posti di lavoro. Se tutti molliamo, ma il mondo dell'agricoltura crede in quello che sta facendo, bene o male riusciamo a tenere duro. Certo è che ci vuole un po' di forza d'animo e di coraggio. Il coraggio non deve mancare, continuate ad andare avanti, l'importante è che i nostri governanti in Europa facciano sentire pesantemente la voce del mondo agricolo italiano e veneto, che sta dettando legge su certi ambiti, per cui andiamo avanti e cerchiamo di fare in maniera di far sì che i nostri figli continuino l'attività. E forse le categorie dovrebbero anche lì fare un po' la voce più grossa, cioè farsi sentire in modo tale che chi ci rappresenta, chi rappresenta la categoria al Parlamento europeo possa aver titolo di parlare in qualche modo, perché sembra che noi non abbiamo nessuno che ci rappresenti in Europa, cioè la sensazione netta è questa. Troppo buonismo certe volte, e ripeto, proprio perché il mondo dell'agricoltura è sempre frazionato in piccole, medie e grandi aziende che logicamente non hanno delle vere e proprie corporazioni che possono scendere in piazza dove si blocca. La giornata lavorativa persa da un agricoltore è una giornata lavorativa persa sul campo. Assolutamente. Il giorno di sciopero invece di qualche azienda può comportare un aumento, diciamo, di quello che è lo stipendio del lavoratore, che ha le sue ferie, le cose pagate. Non sto denigrando alcuni settori, sto solamente dicendo che non è certo facile il mondo dell'agricoltura protestare, ma che effettivamente fra confederazioni, fra il mondo dell'agricoltura bisogna dare un segnale pesantissimo a Roma e far sì che Roma gridi assolutamente in Europa quello che è il valore della nostra gente, soprattutto, anche se prima abbiamo detto che certe volte non conta, la qualità dei nostri prodotti. Che è un altro aspetto importante. Grazie naturalmente all'amministratore unico di Veneto Agricoltura Pizzolato di essere stato qui con noi, di aver dato delle risposte importanti e soprattutto una panoramica generale in un settore che è strategico, bisogna ricordarlo, per l'economia non solo della regione Veneto, del nord-est, del nostro paese, perché ogni regione ha la sua peculiarità. Naturalmente buon lavoro, domani avremo direttamente, ma lo annunceremo con il nostro notiziario, i dati tecnici che possono comunque interessare e dare una panoramica anche per chi è interessato a quest'ambito. Grazie ancora, appuntamento come sempre a domani alle 12:40. Arrivederci, buon proseguimento.